Partiamo da una certezza, il Cagliari ha meritato di battere il Torino, ha meritato la vittoria sul campo del Torino. Un 3-2 che è stato condizionato sì per quanto riguarda il Granata dall'errore di Sirigu, ma nell'economia del gioco, nell'economia della partita, il Cagliari è stato più squadra di quanto è stata squadra l'11 di Giampaolo. Un Cagliari che nel primo tempo in particolare ha espresso il suo gioco, ha sorpreso anche positivamente con alcuni uomini che erano tutti da verificare, che sono tutti da verificare in questa stagione, perché giovani e perché si spera che possano essere costanti come abbiamo visto nella prima parte dell'incontro di oggi. Il riferimento chiaramente è a Zappa che ha giocato nella difesa a 4 nel settore di destra e a Sottile che ha giocato invece tra i trequartisti in zona laterale. Hanno fatto bene tutti e due, Zappa in particolare nel primo tempo con un giocatore come Nandez che è stato il vero leone del Cagliari. Nandez che è dappertutto, Nandez che è l'anima in mezzo al campo di questo Cagliari, che è capace di accendere qualsiasi giocatore sia nella sua zona. Ha acceso sia il Cagliari per andare in gol, ma ha anche difeso il Cagliari quando si è trattato di ripiegare. Una partita che non era nata facilmente, perché il rigore che è stato procurato dall'uscita di Cragno, dall'indecisione di Godin, con Lukic che si è infilato in mezzo a queste due indecisioni, trasformato da Belotti, poteva chiaramente essere un brutto colpo sul piano psicologico. E invece la squadra ha reagito immediatamente. Al primo calcio d'angolo ha trovato il gol con João Pedro, guarda caso. João Pedro che ancora una volta dimostra che i gol li sa fare e che quello che è successo l'anno scorso non è nato per puro caso. Le 18 reti sono nel suo patrimonio. Ma se nel patrimonio di João c'è la possibilità di segnare, immaginate quanto c'è in quello di Simeone. Anche se anche stavolta non possiamo non citare, in occasione del gol del sorpasso, il duetto tra Zappa e ancora una volta Nandez. Nandez a servire l'assist per Simeone che deposita in gol per il 2-1. È stato un duetto che ha continuato anche nel proseguo del primo tempo, che molto spesso ha portato pericoli dalle parti di Sirigu, con il Torino che invece ha opposto quasi niente. Ecco la ragione per la quale la vittoria è decisamente meritata. Meritata malgrado in avvio di ripresa ancora a dormire un pochino. Sulla sventagliata da destra il pallone è arrivato a Belotti, bravo Belotti a trovare il varco, ma anche troppo larga la marcatura di Zappa in quel frangente che ha permesso il tiro al giocatore del Torino. L'anima in questo caso del Torino, perché Belotti praticamente ha giocato contro il Cagliari schierato. Lì il 2-2 che ha avuto una fase centrale del secondo tempo in cui sembrava tutto bloccarsi, se non fosse per il solito leone Nandez e per l'indecisione di Sirigu. Nandez al cross, Sirigu che non trattiene e Simeone da attaccante dal rigore che approfitta del pallone sfuggito a Sirigu per depositare in rete il gol partita. Il gol della giustizia potremmo chiamarlo, perché come abbiamo detto il Cagliari meritava di vincere per quello che si era visto nella prima ora, prima che la partita si bloccasse. Nel proseguo forse qualche errore dalla panchina, l'idea che questo Cagliari possa anche controllare il risultato mettendo in campo giocatori per difendere il risultato stesso, ad esempio inserendo un centrocampista come Caligara al posto di Sottile o al posto di João Pedro, quindi rinunciando alla spinta offensiva, rinunciando a difendersi attaccando per pensare di potersi difendere ragionando, cosa non riuscita perché la rabbia di Godin in occasione della paratona da parte di Cragno che ha salvato il risultato era rivolta proprio a chi non sapeva difendere in quel caso sulla corsa a destra dei giocatori del Torino. Ecco, il Cagliari ha un'anima offensiva, quest'anima offensiva va assecondata e ha soprattutto giocatori in panchina che devono seguire la linea. Puoi anche sostituire un difensore con un difensore, un centrocampista con un centrocampista, ma bisogna sempre stare attenti a non far perdere l'anima giusta di questa squadra, che è un'anima combattiva, che guarda avanti e che vuole segnare, perché se segna un gol in più vince, perché altrimenti se vuole vincere con il golletto non può farlo, perché la difesa non è forte quanto è forte l'attacco, malgrado ci sia un super portiere. Quindi con questi 3 punti andiamo avanti, andiamo a quota 4, capiamo meglio chi siamo e cerchiamo di vincere ancora già domenica in casa alle 12:30 contro una diretta antagonista, almeno finché noi non usciamo dalla zona bassa della classifica o finché non varchiamo la quota 40. Intanto pensiamo a questo primo obiettivo che può essere colto solamente se capiamo chi siamo e se capiamo che cosa possiamo trarre dalla rosa costruita con il mercato che si è appena chiuso una settimana fa.